eccoci qua con Mister Fornasier, un 1-1 in extremis, però ci avete creduto fino alla fine. La legge del calcio, un gol sbagliato o mancato, gol subito. Però visto che l'avete subito voi domenica scorsa a Fossalta, diciamo il destino, la fortuna vi ha restituito ciò che vi ha tolto. Sarebbe stato un peccato uscire sconfitti dopo una prestazione del genere, soprattutto quella del secondo tempo, in cui credo ci sia stata quasi esclusivamente una sola squadra in campo. Il Portogruaro, magari anche giustamente, ha pensato solo a difendere il risultato, il vantaggio che aveva acquisito. Noi abbiamo provato in tutte le maniere a portare più uomini possibili dentro l'area e alla fine tutto sommato siamo stati premiati. Sì, il Portogruaro forse ha peccato, forse neanche di presunzione, pensava che di potersela fare, insomma ha badato a difendersi, voi al contrario ci avete provato e spinto in tutti i secondi 45 minuti. Assolutamente sì. C'è qualche suo giocatore che ha fatto la differenza secondo lei o la squadra intera? No, penso che abbia fatto una buona prestazione in collettivo, cioè, chi è entrato ci ha dato forse quella marcia in più che ci mancava a livello di brillantezza, però credo che sia tutta la squadra da elogiare per come si è comportata al secondo tempo. Sì, questo è un pareggio che dà un punto a ciascuno e che forse lascia invariate le possibilità, le chance di entrambe per i play-off. La vostra squadra mi sembra che ultimamente stenta un po' a segnare, è lì forse la vostra pecca o siete in calo di condizione? Ma in calo di condizione direi di no, anche perché abbiamo giocato praticamente fino al 95esimo dentro la metà campo del Portogruaro, quindi il problema in condizione direi, il problema invece è quello di finalizzare tutta la mole di lavoro che costruiamo. Erano 50 giorni che non facevamo gol, oggi per fortuna l'abbiamo fatto e quindi penso sia l'unico problema che attualmente abbiamo. Allora, per concludere, Pasqua meno amara e vi permette di puntare, lo vuol dire apertamente, ai playoff per coronare la stagione? Ma noi abbiamo già centrato l'obiettivo principale. Tutto quello che verrà da adesso in poi per le prossime partite è solo un accessorio. Chiaramente sarebbe bello toglierci la soddisfazione di poter giocare ancora una partita post campionato. Questo sarebbe il massimo per la società e per i giocatori. Bene, grazie mister.